tutti ci auguriamo e tutte si rientri anche al 100%. Nonostante il governatore abbia deciso di riaprire le scuole secondarie da lunedì, oggi genitori e studenti si sono ritrovati per la terza settimana davanti alla sede della Protezione Civile a Marghera per avanzare richieste precise, in primis la presenza al 100% in classe. Siamo tornati qui per chiedere non solo che le scuole vengano riaperte, ma che si faccia di tutto poi per garantire la continuità in presenza delle scuole. Ieri Zaia ha annunciato uno screening all'interno di alcuni distretti. Chiediamo però che sia uno screening vero, di prevenzione, non su alcuni distretti volto solo a capire l'andamento del contagio. Partiamo con uno screening vero anche a campione, ma su tutti gli istituti scolastici, e utilizziamo quei dati per capire come si diffonde il contagio all'interno della scuola. È necessario appunto dare un segnale che la scuola venga messa al centro, anche in Regione Veneto, a differenza di quello che è stato finora. Rientro al 50% vuol dire che non c'è stato nessun cambiamento di rotta rispetto a quello che si era fatto per il 7 gennaio piuttosto che a settembre. Il rientro a scuola deve essere al 100%, deve esserci un reale diritto allo studio per tutte e tutti, e ciò non può accadere finché si continua a cercare di dividere le classi, le scuole. I manifestanti poi puntano nuovamente il dito sulla gestione dei trasporti. Ci aspettavamo era che in parte si provasse ad azzardare anche un miglioramento strutturale del servizio, si facessero dei bandi nuovi per mezzi e autisti, perché sappiamo benissimo che il problema dei trasporti è un problema strutturale ancora prima del Covid, e anche su questo bisogna lavorare.